Abbiamo chiesto un breve ritratto a chi segue la Lega per il Corriere della Sera, Marco Cremonesi. Nessun accordo con chi sostiene il governo che odia il Nord. L'altra sera alla festa leghista a Brescia lo striscione era lì ad accogliere Angelino Alfano. Casomai il segretario PDL non lo avesse visto, Roberto Maroni glielo ha declamato in faccia senza troppe cerimonie. Tra tatticismi e proposte indecenti, la presidenza della Lombardia già nel 2013, in cambio di un poco nitido accordo elettorale, il Carroccio ormai ha scelto. Per recuperare l'appeal perduto a causa degli investimenti in Tanzania e delle paghette alla family di Umberto Bossi, occorre essere nuovi, anzi nuovissimi, e la storica alleanza è il vecchio. In 10 anni, ripete il segretario leghista, che cosa ci ha portato? Soprattutto Maroni e il suo stratega più ascoltato, Flavio Tosi da Verona, hanno fatto una scommessa. La balcanizzazione del PDL nei territori del Nord sarà frenata poco o pochissimo dall'ennesima discesa in campo di Berlusconi, se davvero ci sarà. E a giovarsi dello smottamento di consensi potrebbe essere proprio la Lega, pronta a svuotare dall'interno i ranghi dei vecchi alleati, così come è già accaduto proprio a Verona, in occasione della trionfale rielezione di Tosi. Certo, il no all'alleanza con il PDL significa rinunciare a proporsi alle politiche 2013 come forza in grado di andare al governo, ma i tempi della strategia padana per la riscossa sono più lunghi. Passano dalle europee del 2014 e puntano dritto alle regionali del 2015. Con una seconda scommessa. Difficile, profetizza Maroni, che il governo che nascerà nel 2013 potrà superare i 2 anni di vita. Questa è una previsione, ahimè, ragionevole, perché allo stato, poi per carità, gli italiani, ma allo stato degli atti non c'è nessun partito e nessuna coalizione che abbia la garanzia